scegliere delle persone e degli uomini. Gli iscritti e i simpatizzanti del Partito del Popolo della Libertà di Agrigento si raduneranno domenica prossima, 26 febbraio, al Villaggio Mosè, al Grand Hotel dei Templi, dalle ore 9 per celebrare il primo congresso provinciale. Dopo la relazione del segretario uscente, il deputato regionale Nino Bosco, e gli interventi, si procederà alle operazioni di voto che si protrarranno fino alle ore 21 per consentire agli iscritti di votare per eleggere gli organi direttivi. Per partecipare al voto occorre aver acquisito la qualifica di associato o aderente entro il 31 ottobre 2011 ed esibire un documento di riconoscimento. Nino Bosco afferma che il congresso sarà l'occasione per costruire un percorso all'insegna dell'unità e della coesione che porti ad una guida forte ed autorevole per un partito che sia il luogo della discussione, del confronto, per favorire l'elaborazione di idee e progetti per il rilancio del nostro territorio. Nel frattempo a Palermo, in presenza del segretario nazionale Angelino Alfano, si è già celebrato il congresso provinciale del PDL. Nel corso dei lavori Angelino Alfano è intervenuto sull'eventuale candidatura a sindaco di Palermo di Francesco Cascio ed ha dichiarato: non tiriamo il presidente dell'Ars Cascio per la giacchetta, se dovesse essere necessario noi sappiamo quanto lui ami la città di Palermo. Di certo c'è che noi abbiamo individuato il meccanismo delle primarie, ma puntiamo ad una grande coalizione in Sicilia e speriamo di recuperare un rapporto con il Grande Sud di Gianfranco Miccichè, che però non condivide le primarie. Nel frattempo il deputato regionale Francesco Scoma ed il parlamentare alla Camera Giampiero Cannella sono stati eletti coordinatori rispettivamente provinciale e cittadino del PDL a Palermo. E ad Agrigento si infiamma la campagna elettorale con il botta e risposta tra i due candidati a sindaco, Giuseppe Arnone e Calogero Miccichè, esponenti politici di una sinistra sempre più divisa e spaccata in più parti. Il segretario provinciale di Sinistra Ecologia e Libertà, Miccichè, risponde all'invito al confronto televisivo di Giuseppe Arnone affermando, tra l'altro, che il faccia a faccia è impossibile perché, afferma, l'esponente di Legambiente non ha dichiarato la sua vera identità politica. Ed ancora Miccichè scarta l'ipotesi di una unione politica con Giuseppe Arnone, il quale, sottolinea Miccichè, è alleato con il Movimento per le Autonomie di Raffaele Lombardo e soprattutto con un'area della sinistra rappresentata da Lumia e Cracolici, che è la peggiore del Partito Democratico siciliano. E la trasparenza. Nel momento in cui un bilancio